Via libera dalla Giunta regionale allo stanziamento di circa 60 milioni di euro per la realizzazione di 40 interventi ritenuti prioritari e indifferibili per garantire una più efficace tutela del patrimonio idrico fluviale della Sicilia e prevenire pericolosi eventi alluvionali. Il provvedimento, dice il Presidente della Regione Schifani, si inserisce nella strategia del mio governo per contrastare le conseguenze pericolose per la popolazione di fenomeni meteorologici violenti che hanno colpito e che potrebbero colpire il territorio isolano. La manutenzione degli alvei in questo senso è un'attività essenziale per una puntuale opera di prevenzione del rischio idrogeologico. Il documento è stato elaborato dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e annovera una serie di interventi ormai non più rinviabili, risultato di diverse ricognizioni di pulizia idraulica. Il pacchetto di circa 40 interventi fa riferimento al piano di azione e coesione e graverà sui fondi POC. Sono 12 quelli che possono essere messi già in appalto per un totale di 12 milioni di euro, in particolare nella nostra zona, nell'Agrigentino, il canale Mollarella, i due affluenti a Licata, il fiume Isalleone ad Agrigento. Poi si tratta della provincia di Caltanissetta, nell'Ennese il fiume di Taino e quindi le province di Messina, di Ragusa. Gli altri, per ulteriori 47 milioni di euro, circa grazie all'apprezzamento da parte della Giunta di Governo, potranno seguire il loro iter dal momento che le relative progettazioni esecutive sono in via di definizione e ormai prossime alla conclusione.